Studiare la cultura enogastronomica veneta e italiana nel cuore di uno dei distretti vitivinicoli d'eccellenza è l'occasione data da alcuni studenti dell'Università Ca' Foscari di Venezia che nei prossimi mesi a Valdobbiadene affronteranno il master universitario in cultura del cibo e del vino. Il corso, patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, si occupa della valorizzazione della tutela del Made in Italy, dando la possibilità ai ragazzi di seguire i prodotti lungo tutta la filiera agroalimentare, dal produttore al consumatore. E dall'altro per gli studenti una grande possibilità, la chance di entrare in contatto quotidianamente con il mondo della produzione, viverne le emozioni, conoscere gli imprenditori e quindi avere sicuramente dei punti in più rispetto ai loro colleghi che invece si chiudono nelle aule classiche nelle grandi città. Il corso, della durata di alcuni mesi, è aperto a tutti gli studenti con laurea triennale. L'obiettivo è creare figure professionali sempre più qualificate per un settore economico che si sta rivelando trainante. È un settore che rischia però, se non ha le competenze formative, di esibirsi in una produzione che può essere battuta sul piano internazionale proprio da una concorrenza che fa sempre più spietata e che non ha dalla sua il vantaggio della storia quale abbiamo noi, quindi ecco perché bisogna anche formare culturalmente oltre che tecnicamente questi nostri allievi.